God Save the Wine, siamo qui sul palco della Rock Café con Fabiano, ti abbiamo tirato giù dall'oltrepo per venire in questa serata, però direi che il palco, il pubblico è caldo, no? E tu per questo pubblico che strumenti suoni stasera? Dai, facciamo imbracciare ai tuoi vini due strumenti tipici del rock. La chitarra a chi la diamo? Sì, intanto non mi avete tirato giù, ma sono venuto giù molto volentieri. Noi siamo immersi nella nebbia oltrepadane, quindi è un piacere venire a Firenze. Allora, la chitarra, io avevo in mente altre cose, ma la chitarra, la chitarra può essere sia classica che elettrica, quindi può essere un insieme di melodie di tradizione e di novità. Quindi io direi che il prodotto perfetto per questo è il Crudo, che abbina la tradizione di un prodotto non filtrato, perché questa è la grande novità, è uno spumante non filtrato, che però è reso possibile tutto questo dalla tecnologia, quindi la tecnologia, la chitarra elettrica. Quindi tecnologia e tradizione nello stesso momento. Qui ti abbiamo fatto trovare Guns N' Roses, quindi direi che potrebbe essere un'altra idea. Assaggiamolo, dai, questo. Ti chiamerò per la prossima degustazione. Fino dissetante, non mi viene Assolutamente sì. una... Poi ricorda anche un po' la birra, no? La birra cruda. Quindi io preferisco sempre parlare di metodo classico perché sono una persona ambiziosa e quindi il metodo classico è il massimo raggiungimento qualitativo di un prodotto, di un'uva come Pinot Nero. Questo è un prodotto molto più semplice, beverino, però di grandissima innovazione. Io lo vedo rock. Questo è molto rock, molto rock. E invece ecco un altro strumento, batteria, basso, una bella voce. Io sceglierei il pianoforte. Il pianoforte che si usa in tante ballad, no, di gruppi. Pianoforte perché comunque il pianoforte è un emblema appunto del classico. E comunque io vorrei parlare del nostro metodo classico e quindi una grande eleganza. Il Pinot Nero. Il Pinot Nero è un uvaggio, è l'uva forse più importante del mondo, più conosciuta nel mondo, è un vitino internazionale che però trova nell'oltrepo pavese la più grande zona di produzione d'Italia, la seconda in Europa e la terza nel mondo. Molti ignorano questo fatto, che la casa del Pinot Nero è... Molti ignorano questo per una colpa nostra precedente, non mia personale o di altri miei colleghi, ma è una colpa di noi produttori precedenti. Quindi il fatto che non siamo mai riusciti a comunicare. È il vostro vino, diciamo, il 1870, giusto? Il vino, no, scusami, 1870. È uno spumante che da 3 anni consecutivi ha i 3 bicchieri sul gambero rosso, ha i 5 grappoli della guida dei sommelier. L'anno scorso è stato insignito dell'Oscar del vino, quindi dall'Associazione Italiana Sommelier Nazionale, tra i primi 3 spumanti d'Italia. Lo vedo proprio veramente sotto una ballata al pianoforte. Classica però come il Pinot Nero può avere, con una spinta di intensità, quello che ci grande piace spalla, a noi, grande quello. Grazie. Trovo veramente 2 prodotti molto azzeccati per la musica che io adoro in generale e sono molto contento di essere al tempio della musica. Io l'ho girato in tutto il mondo nel Rock Café, quindi... C'hai le medaglie. Grazie. Grazie mille. Grazie.